Strage di Mestre, c'è la data dei funerali dell'autista di Vazzola, saranno martedì alle 15 nella chiesa di Tezze. Il paese e gli amici aspettano l'ultimo saluto, anche loro dicono vogliamo la verità su quanto accaduto. Bus turistico in avaria, tram fermo e gasolio sulla strada, mattinata di passione sul ponte della Libertà a Venezia per il traffico bloccato. Gabbiani in pista all'aeroporto Marco Polo, pericolo bird striking, disagio stamattina per i voli bloccati. In uno degli aerei in arrivo e dirottato altrove c'era il governatore del Veneto. 8 mezzi pesanti su 10 non a norma e quanto emerge da 2 giornate di controlli della polizia locale lungo la strada regionale 308 del Santo. Blitz della Finanza di Venezia in un centro sportivo per il paintball a Castelfranco. Il cane antidroga scova 2,5 kg di cocaina in un campo adibito alla pratica. Zaia potrebbe andare davvero in Europa, la Lega ha l'interesse a candidarlo come capolista, a dirlo il numero 1 di Forza Italia in Veneto che sul suo futuro non si nasconde. A Verona tornerei domani mattina. Inaugurato a Trevignano l'impianto di produzione e liquefazione del biometano da rifiuto organico, il primo con questa tecnologia nel Trevigiano. A Riese continua l'omaggio dei fedeli alle spoglie di Papa Sarto, oggi sindaci e amministratori locali in pellegrinaggio alle Cendrole. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, dunque in primo piano c'è ancora la cronaca e c'è ancora la strage del bus, c'è infatti una data per l'addio ad Alberto Rizzotto, il 40enne autista di Vazzola, vittima tra le 21 vittime della strage del bus di Mestre. Il paese aspetta dargli l'ultimo saluto e intanto l'inchiesta continua. Speriamo anche di riuscire a dargli un funerale degno di com'era la persona, ecco, tutto là. E com'era la persona? Una persona squisita, amico di tutti, buono, sì, persona fantastica. Tezze di Vazzola si prepara per l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage del bus il 3 ottobre scorso a Mestre. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale in Piazza dei Tigli, a ufficiarla con altri concelebranti il parroco Don Alberto Basso. Da queste parti tutti conoscevano e volevano bene a Rizzotto, sul corpo del quale è stata effettuata l'autopsia. Secondo prime indiscrezioni sembrerebbe esclusa l'ipotesi del malore, ma all'appello manca ancora il riscontro principale, ovvero l'esito degli accertamenti cardiologici particolarmente delicati e complessi. Questo uno dei punti principali, ancora tutto da verificare. In via dei Zacchi, dove il 40enne viveva, i genitori Luigi e Maria Adele restano chiusi nel loro dolore. Ma le indagini proseguono su tutti i fronti. In attesa della maxi perizia su Garrail e strada, l'avvocato Massimo Malipiero, legale dell'amministratore delegato della società del bus, chiarisce come al momento non siano stati rilevati anomalie o guasti al mezzo. L'unica buona notizia sono le dimissioni nelle scorse ore di uno dei feriti ricoverati a Mestre, un 39enne di origini ucraine. Per un'altra paziente, una 27enne tedesca, è previsto il trasferimento in Germania nei prossimi giorni. E una parola sola riecheggia a Vazzola così come ovunque: verità. Presumo che come me siamo in tanti che cerchiamo di capire cosa effettivamente è successo, tutto là. Traffico in tilt stamane lungo il ponte della Libertà a Venezia, direzione Mestre, verso le 8:40. Un bus turistico è rimasto in panne e il gasolio si è riversato sull'asfalto. Dietro c'era il tram che è rimasto a sua volta bloccato. Inevitabili i disagi per gli automobilisti, il bus è stato rimosso intorno alle 10:30 e poi il traffico è tornato regolare. Disagi sul Ponte della Libertà e poi disagi anche all'aeroporto Marco Polo di Tessera, l'abbiamo visto anche nella nostra prima edizione in diretta con Ilaria Marchiori. Il pericolo era quello del bird striking, c'erano gabbiani in pista e quindi voli bloccati al Marco Polo, altri in arrivo dirottati. Ci è voluta più di un'ora per ripristinare il normale traffico aereo. Voli sospesi questa mattina per alcune ore all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il motivo? Uno stormo di gabbiani reali che impediva i decolli e gli atterraggi in pista. Per garantire la massima sicurezza, dunque, il gestore dell'aeroporto Save, in accordo con ENAV, l'ente della navigazione aerea civile, ha quindi deciso di chiudere lo scalo per circa 2 ore, con la conseguenza che alcuni voli programmati a Venezia sono stati deviati su altri scali, come quello di Verona, Trieste e Milano. Un volo proveniente da New York è invece stato dirottato su Roma. Anche il governatore Zaia si è trovato coinvolto nel volo che da Roma l'avrebbe dovuto portare a Treviso per partecipare a un evento.
Invece, dopo essere rimasto per qualche minuto in volo sopra lo scalo, è stato poi dirottato verso l'aeroporto di Trieste. Lo stop provvisorio si è reso necessario per garantire la piena sicurezza di passeggeri e operatori, visto che la collisione degli aerei con gli uccelli in fase di atterraggio o decollo potrebbe essere pericolosa. Si tratta del fenomeno del bird strike, recentemente balzato alle cronache dopo l'incidente avvenuto a un velivolo delle Frecce Tricolore, che a Torino è precipitato colpendo una vettura, forse proprio a causa dell'impatto con uno stormo di uccelli. In quell'incidente morì una bimba di 5 anni. Il rischio nello specifico è che l'animale colpito possa finire in una delle turbine dell'aereo, causando lo spegnimento di uno o più motori. Stamane, per allontanare i gabbiani, sono stati utilizzati i vari mezzi a disposizione, sempre nel rispetto della fauna, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Questo ha permesso di riportare l'aeroporto alla normale operatività a partire dalle 11:20. Una persona è rimasta ferita oggi pomeriggio in un incidente avvenuto sulla direttissima tra Abano e Padova nel territorio comunale di Abano Terme. Alle 15 un furgone e un autocarro si sono scontrati frontalmente. Sul posto i vigili del fuoco di Abano, i sanitari del SUEM e la polizia stradale. Ferito in modo serio il conducente del furgone, ricoverato in prognosi riservata in ospedale. A proposito di sicurezza stradale, ci sono i controlli della polizia locale lungo la regionale 308 del Santo, soprattutto nei confronti dei mezzi pesanti, e il bilancio non è certo ottimale. 28 sanzioni totali su 32 autocarri fermati e ben 8 patenti ritirate. È il bilancio di una 2 giorni di controlli svolta lungo la strada regionale 308 del Santo dalla polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. 4 le pattuglie impegnate nel tratto del comune di Borgoricco. Dei 32 mezzi pesanti controllati, 25 provenivano da nazioni extraeuropee e 7 erano italiani. Le sanzioni hanno riguardato i tachigrafi e le carte del conducente non a norma, i sigilli e i sensori manomessi, l'irregolare compilazione di documenti di trasporto. Solo un camionista era italiano tra gli 8 a cui è stata ritirata la patente. A tutti sono stati contestati, tra gli altri, gli orari di guida e il mancato rispetto dei turni di riposo. In totale sono state emesse sanzioni per oltre 15.000 euro, a cui si devono aggiungere 7.500 euro a carico dei titolari delle imprese di autotrasporto. I blitz antidroga, a partire da quello dei carabinieri che a Pove del Grappa hanno arrestato un 60enne trovato in possesso, pensate, di ben 90 kg di marijuana nella sua abitazione. L'ingente quantitativo di stupefacente è stato trovato proprio dai militari dell'Arma nella casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto ai domiciliari. 90 kg di marijuana a Pove del Grappa, e poi invece 2,5 kg di cocaina scoperti dalla Guardia di Finanza in un posto davvero insolito. 2,5 kg di cocaina suddivisi in 16 involucri sottovuoto, sepolti nel prato di un campo da paintball a Castelfranco Veneto, e in un container poco distante macchinari e materiali per il confezionamento della droga. L'hanno scoperto i baschi verdi della compagnia pronto impiego della Guardia di Finanza di Venezia. Ci hanno scritto in forma anonima e ci hanno suggerito che ci poteva essere un'attività illecita che veniva perpetrata in quella zona, e siamo andati con i cinofili a controllare, appunto. L'area è gestita da un'associazione. È un'associazione sportiva dove si pratica paintball, quindi venivano visti dei movimenti strani e ci hanno scritto e noi siamo andati a controllare. Fondamentale l'aiuto dell'unità cinofila del gruppo Tessera con il cane antidroga Crypto. Abbiamo fatto una perlustrazione e poi il cane ci ha portato nel punto esatto, e abbiamo scovato lo stupefacente. La nostra componente cinofila è molto importante, anche perché tante attività non verrebbero mai svelate senza il loro aiuto. La droga è stata messa sotto sequestro e il legale rappresentante dell'associazione, un 35enne, denunciato. Il gestore è stato denunciato, ma non sappiamo se era consapevole o meno che all'interno dei campi c'era questa sostanza stupefacente che poi veniva venduta all'esterno.
La politica adesso potrebbe essere che Zaia scelga davvero di andare in Europa. La Lega avrebbe tutto l'interesse a candidarlo come capolista. A dirlo, guardando alle elezioni europee del 2024, è il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che parla anche del suo futuro. Io, se avessi la possibilità di tornare in Veneto a Verona, ci torno domani mattina. In Veneto e a Verona, però, ha detto. In Veneto a Verona, perché dovrà essere Forza Italia a decidere, perché appunto sono sempre stato uomo di partito, anche in un partito diverso, e quindi sarà Forza Italia a dire cosa dovrà fare Flavio Tosi, che sia in Veneto che sia a Verona. Tornare in regione, meglio ancora nella sua città dove è stato sindaco per un decennio, sembra questo l'obiettivo politico e personale di Flavio Tosi, oggi deputato e numero 1 di Forza Italia in Veneto, incalzato dal vice direttore Avarino Aringa. Il coordinatore degli azzurri gioca a carte scoperte anche su una sua eventuale candidatura alle europee del 2024. Se fosse, quindi appunto può essere che sì, può essere che no, se fosse sarebbe una candidatura di servizio, cioè non una candidatura per andare in Europa, perché appunto mi sono già dimesso una volta, potrebbe essere una candidatura come feci identico di quella volta con la Lega nel 2014, identico a quella volta, dai una mano al partito a crescere. Una candidatura non di servizio ma effettiva potrebbe invece essere quella di Luca Zaia, dice sempre Tosi, guardando di fatto alle mosse della Lega. Se candida capolista Luca Zaia nel nord-est, insomma, Luca Zaia aiuterebbe molto la Lega a limitare i danni. Ma ripeto, potrebbe essere una candidatura assolutamente vera, perché appunto finendo fra poco il ultimo mandato in regione, è anche plausibile che scelga di andare in Europa. Un ragionamento ad alta voce che dà per scontato un passaggio, ovvero che resti il limite del terzo mandato consecutivo per i presidenti di regione. Nel dubbio, Forza Italia continua a ingrossare le sue file con nuovi ingressi che in Veneto stanno creando diversi mal di pancia interni. Tosi stesso non li nega con uno spunto autobiografico. Io grande rispetto d'uomo di partito per chi è da 30 anni iscritto, ma per chi lo è davvero e chi lo è rimasto sempre iscritto continuativamente, e per quelle persone proprio il massimo rispetto, ma questo non vuol dire che non può entrare, non deve entrare qualcun altro che ha gli stessi valori, che ha del consenso sul territorio e aiuta Forza Italia a crescere, perché Flavio Tosi è l'esempio. Pochissimi istanti di pubblicità, poi andremo a Trevignano, parleremo di ambiente. Rieccoci in diretta, lo dicevamo prima della pubblicità, c'è l'ambiente adesso nel prossimo servizio, torniamo meglio nella Marca per parlare di riciclo ed economia circolare. È stato inaugurato a Trevignano l'impianto di produzione e liquefazione del biometano da rifiuto organico, il primo con questa tecnologia nel Trevigiano, è finanziato da fondi PNRR. Sono 73.000 le tonnellate di rifiuto organico che ogni anno vengono trattate dal sito produttivo di Contarina di Trevignano, 130 quelle che ogni giorno vengono lavorate per la produzione di biometano grazie al nuovo impianto di trasformazione. Un investimento da 20 milioni di euro, di cui 19 finanziati dal PNRR. È innovativo perché in un unico sito mette insieme la produzione di due materie prime rimesse nel circuito produttivo in un colpo solo, quindi il compost da utilizzare nei terreni agricoli e il biometano da utilizzare per l'autotrazione dei mezzi di trasporto. Sono infatti 226 i mezzi che l'azienda impiega nella raccolta dei rifiuti nei 49 comuni del territorio, che saranno alimentati esclusivamente dal metano prodotto dalla struttura di Trevignano. È un ulteriore tassello verso l'economia circolare perfetta in questo ambito del rifiuto organico. Questo impianto era nato per dare una risposta a non mettere più i rifiuti solamente in discarica negli anni 90. Si è evoluto ed è stato inserito quest'ultimo tassello. Questo è proprio la finalizzazione di un impegno che quotidianamente esprimono tutti i nostri cittadini con la loro differenziazione puntuale e che noi adesso valorizziamo dando proprio il significato che da un rifiuto
si può arrivare a un valore importante, che è quello, in questo caso, del metano. Un impianto che guarda al futuro per garantire energia in modo sostenibile e liberarsi gradualmente dei combustibili fossili. Un primo passo che la marca muove nel suo impegno verso le zero emissioni e ridurre la dipendenza energetica dall'estero. Stiamo parlando proprio di utilizzare il rifiuto per far andare i mezzi. I nostri mezzi non vanno a raccogliere i rifiuti, ma vanno a fare il rifornimento direttamente nelle abitazioni dei nostri cittadini che conferiscono il rifiuto umido. Restiamo nella Marca, cambiamo completamente argomento. È una settimana intensa quella di Riese per il pellegrinaggio dei fedeli alle spoglie mortali di Papa Pio X. Oggi è toccato ad amministratori e sindaci. Oltre 70 sindaci da mezzo Veneto, esponenti di provincia e regione, per rendere omaggio alle spoglie di Papa Sarto nel santuario di Cendrole di Riese Pio X. La partenza dal municipio di Riese, in testa i gonfaloni di tutti i comuni presenti e poi gli amministratori e le amministratrici uniti in un pellegrinaggio di grande spiritualità. Non ho mai visto un'affluenza di gonfaloni e di sindaci come oggi, e questo non è sicuramente merito mio, ma è merito di questa grande figura che ha riunito intorno ad essa questa carica, questa voglia di esserci, anche in rappresentanza delle tante comunità che sono già giunte qui a Riese. Fino a ieri avevamo superato le 30.000 presenze e quindi stiamo vivendo un momento surreale in senso positivo del termine, quasi anche tanti che vengono ce lo dicono, chi ha la possibilità anche di percorrere il percorso che arriva qui dice è un momento di grandissima spiritualità. Per chi ha fede e anche per chi non ce l'ha. Un momento intenso, ricordando quello che fu definito il pontefice della pace, messaggero di pace, pace di cui mai come oggi c'è così tanto bisogno. Io credo che oltre purtroppo ai grandi problemi di cui siamo tutti quanti ormai testimoni, credo che la pace si inizi a costruire a casa propria, anche nell'atteggiamento che si ha verso le altre persone, anche nei social, anche là avere un atteggiamento di apertura, di dolcezza, di gentilezza serve ad aiutare la pace. È un insegnamento che ha lasciato Pio X. Secondo me il suo stile di sobrietà, di umiltà, di grande semplicità che ha sempre portato avanti da cappellano di Tombolo fino a diventare sommo pontefice è quello a cui noi ci ispiriamo e secondo me è quello che rimane di più della sua figura nella gente semplice, nella devozione popolare. E i pellegrinaggi sino al santuario di Cendrole saranno possibili sino a domenica con l'ultima giornata del ricco programma della Peregrinatio Corporis di San Pio X e la chiusura con la Santa Messa officiata dal Cardinale Pietro Parolin. E chiudiamo con lo spettacolo della magia. Cresce in tutto il nord-est l'attesa per il grande show di fine ottobre a Bassano con Andrew Basso. Si avvicina il grande giorno, 28 ottobre, CMP Arena di Bassano per credere nell'impossibile con Andrew Basso, il più grande escapologo al mondo. Uno show mai visto prima in Veneto, organizzato da 2 punti eventi che si sta indirizzando verso il sold out, con appassionati da tutto il nord-est pronti a restare stupiti, un po' come noi ogni volta che incontriamo Andrew Basso. Scegliene una che ti piace, ok, che potrebbe essere l'Asso di Fiori? Asso di Fiori. Ok, l'Asso di Fiori, e lo renderai unico al mondo siglandolo con questa penna. Questo è l'unico Asso di Fiori al mondo che esiste con la tua firma. A dire la verità, volevo io il tuo autografo. No, e invece vedi, succede anche questo. Devi accontentarti. Ti chiedo una cosa, tocca anche una carta coperta, toccane una. Prendila, vediamo cos'è. Abbiamo anche un 3 di cuori, bene, quindi abbiamo il tuo Asso di Fiori e il 3 di cuori. Ok, queste sono le 2 carte che useremo. La tua carta, l'Asso di Fiori firmato, ti chiedo di metterci l'altra mano sopra. Ecco qua. Molto bene. Ora ti ricordi l'altra carta? Il 3 di cuori. Ok, osserva il 3 di cuori. Più che il 3 di cuori, l'ombra del 3. Si vede l'ombra sopra la tua mano, sì? Sì. Perché basta che l'ombra sfiori il tuo asso, che credi nell'impossibile. Qui arriva il tuo Asso di Fiori firmato. Guardate.
Se questo è l'antipasto, immaginiamoci cosa aspettarci il 28. Beh, lo show è 90 minuti di magia, illusionismo ed escapologia. I biglietti, oltre che online, potete anche acquistarli direttamente nei centri di rivendita Ticket One, come ad esempio Dischi Ponte, sul ponte di Bassano, da Schiavotto, o anche Media World, semplicemente appunto dicendo che volete vedere uno show straordinario. Andrew Basso credi nell'impossibile. In attesa della magia vediamo quali saranno invece le previsioni per il tempo di questo fine settimana con il meteo. Fra pochissimo il telegiornale di Venezia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che fin qui ci ha accompagnato inizia a cedere lentamente. Prime avvisaglie del cambiamento del tempo da sabato 14 ottobre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie e nebbie locali in pianura e in qualche fondovalle in successivo diradamento. Seguiranno nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie. Dalla serata saranno possibili sporadiche e locali precipitazioni sulle zone montane. Temperature in lieve flessione, minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 20-27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente bel tempo, durante il corso della giornata pioviggini sui rilievi, nella notte fino al mattino nebbie in pianura. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato a tratti, in serata invece potranno verificarsi dei rovesci. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.